Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta. Possiamo cambiare a questo punto il logo Focus Politica, perché andiamo al Focus Attualità, anzi, per essere più precisi, parliamo esattamente di agricoltura. Chi ci ha seguito in questi giorni sa che abbiamo dato grande spazio alla disperazione della gente di Turio, che in una notte, in poche ore, ha perso praticamente tutto perché il Crati è esondato, ha inondato le loro case, via 500 gli animali morti, c'erano carcasse di animali dappertutto. Vi faccio vedere queste immagini che abbiamo girato, così entriamo subito in argomento. Un attimo solo che stanno caricando il file del computer, perché l'ho chiesto all'ultimo secondo questo contributo video e adesso lo stanno preparando. Naturalmente ci sono degli ospiti con me, insieme a Filippo, che ha seguito attraverso la nostra rete le immagini, no Filippo? Sì. Hai visto quello che stava... Credo che vedrò le immagini che tu hai già trasmesso, terribili sono. Sì, sono terribili. Noi abbiamo sentito la gente proprio disperata, abbiamo visto piangere, abbiamo visto scene di grande... di grande disperazione, perché tu tieni conto, chi ha investito tanto si trova a un certo punto a non avere più nulla. Ecco, queste sono poi le immagini del giorno dopo, ancora c'era dell'acqua dappertutto, vero Franco Mazzei? C'era dappertutto acqua, no? Che dici? Sono voluti almeno un paio di giorni per defluire tutta l'acqua che si era accumulata, specialmente in quest'area, che è stata poi il punto, diciamo, centrale, che è stato colpito in modo molto pesante. State facendo vedere le immagini. Il danno è stato pesante? Sì, il danno è stato pesante. Io prima però volevo farti una premessa, io non parlerei di esondazione. Ah no? Di che cosa? Esondazione di solito è un fiume quando c'è una piena molto forte e tracima dagli argini. Lì invece ha rotto gli argini. Questo è il problema, c'è stato un pezzo di argine che ha ceduto di una cinquantina di metri, che ha fatto deviare il corso del Crati, che era una piena, ma non una piena eccezionale che abbiamo visto anche in altri anni. E quella massa d'acqua, 2 metri, quella massa d'acqua, sì, ma proprio orograficamente. Guarda Filippo, guarda le case che vediamo inondate. Madonna mia. Ma quindi Franco c'era un argine malfatto, no, per capire? C'era un argine che aveva subito un forte danno quasi 9 anni fa ed era stato diciamo, riparato 100 metri più in giù e ha rotto un po' più sopra. Cioè l'argine, ma tutto l'argine del Crati, non è solo in quel posto, ci sono tantissimi altri posti lungo il fiume del Crati, sia nella zona di Corigliano ma anche in altre aree della nostra provincia, che andrebbero monitorate attentamente. Però ha preso solo perché territorio queste di Turio, case no? erano in direzione della rottura dell'argine. Quindi ha preso prima Turio, e qui l'acqua è arrivata verso l'1 di notte, e solo per una fortuita casualità che questa gente, rientrando uno dei familiari di queste famiglie, ha avvisato, perché ha visto mezzo metro d'acqua e quest'acqua che saliva in modo molto repentino, e quindi ha dato l'allarme. Ma nonostante tutto, nel momento che ha cercato di liberare gli animali, cercato di mettere in salvo qualcosina così, si sono trovati con 1,5 metri, 2 metri d'acqua in alcuni posti. E di fronte a queste abitazioni, a distanza si vedrà poi anche nelle immagini, c'è la ferrovia che fa argine, quindi l'acqua non gli ha dato la possibilità il tempo anche perché non è defluita, è rimasta lì la massa più importante. Quindi non ci sono stati morti, Franco, per capire io? Proprio per un miracolo, una bambina tirata all'ultimo minuto in una macchina dove il fango arrivava quasi queste sono le carcasse. Queste sono le carcasse vicino alle stalle. Quanti animali? 500, circa un 500 animali rispetto a tutte le... C'è stata una che le ha perse tutti, forse a una di queste una ventina di animali sono rimasti. Ma qui adesso non c'è più nulla, perché tutti questi mobili, grazie anche all'aiuto della protezione civile, sono state... Perdita quantificata degli animali più o meno? Fare un calcolo, questo è il periodo dove queste aziende, qui c'è anche Mauro che tra l'altro oltre che essere delegato all'agricoltura fa questo anche di professione,
e il periodo di Natale questi vendevano gli agnelli. Gli agnelli, questo reddito in quest'anno non l'avranno e si sono visti, come vedete, carcasse un po'. È impressionante. Questo è il punto, questo è alle 9 dell'Aquila. di mattina, quando la famiglia è stata, che si era rifugiata al piano alto, quindi dall'1 alle 9 questi sono stati in questa abitazione, dall'1 alle 9 sono stati diciamo, soccorsi da questo gruppo dei Vigili del Fuoco. Io volevo sentire Mauro D'Acqui invece i danni causati proprio alle colture che c'erano in quella zona, stavano su quella zona, no? Sono stati tanti. Sono stati tanti perché quando l'acqua passa devasta tutto, abbiamo iniziato dalla produzione di clementine lì perché quando stanno sott'acqua poi il prodotto marcisce, non si può più recuperare, quindi la prima cosa, ma il danno più grave l'avete visto nell'immagine, lì c'era uno che aveva una mandria di oltre 250 capi di ovini e c'erano tutti gli ovini piccoli che dovevano essere venduti per Natale, lì è arrivata la furia dell'acqua e la cosa veramente che mi ha toccato è vedere negli occhi quando gli allevatori, gli agricoltori che siamo andati sul posto, loro vedevi la casa completamente distrutta, questi in una notte, in poche ore hanno perso il lavoro di una vita, oltre ad aver distrutto la casa, ma quello che loro rimpiangevano non era tanto la casa, ma erano proprio gli animali, perché non avevano più il lavoro, quindi era caduto il lavoro, la loro preoccupazione non è tanto la casa, era che non c'erano più gli animali e io penso per un agricoltore, un allevatore, la scena più brutta, alzarsi a vedere una mandria distrutta, quella non c'è cosa impagabile. Veramente impagabile. I danni sono hanno perso anche la prospettiva, Mauro, perché la casa più o meno si aggiusta. Certo. Là a mandria di 250 sì. Cioè ci vuole, è difficile, ci vogliono anni per rimettere a regime. Poi giustamente, come diceva un allevatore, magari qualcuno, io ringrazio poi che c'è stata una cosa di soccorso, dice ma stiamo facendo delle raccolte, ma non è tanto, perché poi lì l'allevatore ha detto ma qui era l'adattamento delle bestie in quel determinato ambiente, perché poi gli animali si adattano, no, alle loro cose. Magari prendere la stessa mandria e riportarla lì non ha lo stesso, si deve riabituare, quindi è tutta una serie di danni che ci vorranno anni per veramente ripristinare. E la cosa più importante è cercare di far ripartire subito questa azienda. Ma adesso chi paga questi danni? Chi aiuta gli agricoltori? Guarda, noi la prima cosa che abbiamo... Gli allevatori, agricoltori, La prima cosa che abbiamo fatto, come dicono la normativa, abbiamo subito dichiarato lo stato di calamità naturale della Calabria e abbiamo mandato subito al governo per dichiarare. Immediatamente abbiamo mandato i nostri tecnici per quantizzare i danni. I nostri tecnici stanno quantizzando i danni. Intanto abbiamo fatto la richiesta per cercare un risarcimento a queste persone. No, poi ci arriveremo magari più in là, visto che credo che un po' di tempo l'abbiamo. Però io ho due domande. La prima, chi è che doveva intervenire sull'argine del cratere? Sentiamo il segretario provinciale. Sì, allora, niente, purtroppo io sto verificando una cosa, perché non abbiamo più un piano di manutenzione dei territori e questo è un fatto molto grave, in quanto si spendono i soldi sulle emergenze e non che si spendono i soldi per andare a ripristinare questi fiumi abbandonati da anni, fiumi, torrenti, scogli di acqua, dove ci sono degli alberi enormi sopra e in più gli argini sono molto più bassi rispetto a come devono essere. Quindi, come diceva prima il mio collega... Ma è legale un albero che sta vicino? No, non è legale, perché questo vanno puliti. Ci sono fiumi che passano sotto i ponti che sono alti 1 metro e invece devono essere alti 10-15 metri. E questo significa che non c'è una manutenzione del territorio. È semplice la cosa. Quindi... Sì, è semplice che non c'è manutenzione del territorio, però voi mi consentirete tutto, ora mi direte le vostre ragioni, ma perché c'erano case e agrumeti nel Greto, nei pressi del Greto? Guardate, questo perché si deve andare indietro e dobbiamo fare la domanda a chi ha permesso all'epoca di fare queste cose. Io non entro nel merito in questo adesso. Allora, non so se hai capito il senso della mia cosa. Ho capito. Perfetto. Allora, le case non sono distanti, diciamo, circa 1 chilometro dall'argine del fiume. No, io dico gli agrumeti. Allora,
Per quanto riguarda gli agrumeti abusivi nella golena del Crati, certamente è un problema in alcune parti. Bisogna conoscere il territorio e saperlo anche interpretare. Lì ci sono dei terreni che sono di proprietà di quegli agricoltori, perché sono terreni venduti dall'ARSAC all'epoca, dall'ESAC, perfino dall'ESAC, e quindi molti di quei proprietari sono in regola diciamo, dal punto di vista. Poi potevano piantare l'agrumeto? Certamente di no, in una golena di un fiume non si può come dire, coltivare culture arboree, perché la golena serve proprio per le fasi di piena del fiume. Io dico, è certamente un problema, che è un problema vecchio di almeno quando lo ricordo io, di 40-50 anni, non è un problema che nasce ieri. Ci sono state denunce, io vi ricordo, ma l'avete vissuta, l'inondazione, quella sì, esondazione del fiume nel 2013, che fece ridere un po' tutto il mondo sull'allagamento di Sibari. Sì. Degli scavi, tutta degli la parte. scavi di Sibari, dove poi furono per riprenderli, ripristinarli, spesi ma non è che ancora siano... Vabbè, lì poi è tutta un'altra storia, vabbè. parlare di Sibari è un'altra storia. Allora, già all'epoca, nel 2013, ma anche nelle sondazioni precedenti, il fatto di non aver messo mano alla pulitura del fiume, gli alberi che parlava il mio presidente, non parlava solo degli alberi di agrumi, ma della vegetazione spontanea, di vere e proprie isole, e ci sono alberi che ci vogliono 2 persone per la circonferenza di questi alberi, per cui certamente è un problema, poi è un problema vecchio, è un problema vecchio e che anche la legislazione, poi questo l'onorevole Dacri lo dirà di certo perché l'abbiamo affrontato il problema, anche la legislazione, il balletto di responsabilità che si è verificato anche quella mattina, no? Chi doveva tappare quella falla che si era creata, perché tappata la mattina alle 8 quella falla, non dico all'una, ma alle 8 di mattina, avrebbe evitato un danno, quello che ancora non abbiamo quantificato perché è difficile quantificazione e di difficile anche, caro Mauro, risarcimento di quei danni, perché la legislazione attuale e i fondi attuali della legge sulle calamità naturali, quindi il Fondo di solidarietà nazionale, non permette certamente di ristorare una somma così importante. Lo dicevate prima nella trasmissione precedente, ma l'agricoltura, ma forse molte volte dimentichiamo che solo l'agricoltura nella Sibaritide, per il quantitativo di prodotti che mobilita, stiamo parlando di 4, qualche anno come questo, forse 5 milioni di quintali, è un indotto complessivo di $500 miliardi. Io vi sfido a trovare in Calabria un'industria ed un'attività che abbia questo. Allora, se non abbiamo la contezza di questi numeri, e quando parliamo e si è innestata questa situazione in quell'area, in una campagna particolarissima, che è partita male a livello commerciale di prezzi dall'inizio, stiamo parlando di ottobre, è partita male e la stiamo vivendo malissimo. Quindi in tutto questo c'è anche la disperazione di centinaia di aziende, perché aver tappato la falla alle 8 di mattina avrebbe evitato che tutta l'area di Ministalla e di Timparelli, che sono 700-800 ettari, adesso io così presuppongo, ma sicuramente 700 ettari sono sicuramente, non sarebbero andate sott'acqua, perché l'acqua è arrivata alla 106, noi abbiamo fatto dei filmati verso le 3-4 di pomeriggio, la falla ancora aperta, perché il balletto delle responsabilità la mattina, quando c'erano anche i vostri operatori al COC a Cantinella, se doveva farlo il commissario, poi siamo capitati in un momento che comune con la fusione, abbiamo un commissario e c'è stato un balletto di responsabilità, chi firmava la somma urgenza per le carcasse di animali pure. Vabbè, per le carcasse ci sono voluti 3 giorni. Ma quello è stato un problema serio. È stato un problema serio che poteva sfociare in un problema sanitario molto serio. 3 giorni sono rimaste lì le carcasse. E chi lo doveva firmare? O commissario del comune, poi diciamo, il prefetto l'ha firmato il commissario e alle 4 di pomeriggio è arrivato alla ditta, 3:30, 4 di pomeriggio è arrivato alla ditta il via per poter chiudere il Ma quanto erano? 70 euro ogni carcassa di animale? Sì, certo, i costi per eliminare una carcassa, per la rimozione di una carcassa è di seguire tutto l'iter procedurale legislativo che c'è sulla carcassa. Sentiamo ma Mauro, per capire io, perché altrimenti non capisco le cose che diceva Franco. Cioè,
è un problema vecchio, riassumo, 40-50 anni fa, case diciamo un po' più distanti, gli agrumeti come si può, anche per responsabilizzare le persone, perché altrimenti diventa un meccanismo, capito, in cui c'è sempre una responsabilità di altri. Io sono arrivato lì qualche giorno, perché ero fuori qualche giorno dopo, come sono arrivato giustamente, la prima cosa mi vedi questa disperazione e questo rimpallarsi di responsabilità non è una cosa bella. Io ho fatto questa considerazione, questo è un problema che va avanti a 30-40 anni. Negli ultimi anni non abbiamo portato cura più ai fiumi, non abbiamo pulito i fiumi, non abbiamo pulito i fossi di scuola. Io ricordo quando ero bambino, la prima cosa che si faceva sui terreni era la pulizia dei fossi. Forse perché era cambiato il tempo, no? Perché negli ultimi anni non ha piovuto molto, quindi ognuno forse ha cercato, non servono. Oggi ci siamo resi conto che è cambiato, all'improvviso è cambiata questa temperatura, no? Non è solo Corigliano, vedi anche il disastro che è successo a Crotone, non è solo a Lamezia, in tutto il nostro territorio, non sono solo il problema dell'acqua, il problema delle trompe d'aria, del vento, tutta una serie di cose. Allora è cambiato il nostro territorio. Io ho detto una cosa, ci stanno tutta una serie di normative per poter muovere, per andare a pulire il letto di un fiume. La cosa più bella quale sarebbe, no? Secondo me va rivista tutta la normativa, dare anche la possibilità, io lo sto dicendo pure su questa cosa e io me ne assumo la responsabilità perché nel mio ruolo non mi tiro, in questi 4 anni che sto facendo anche il politico, quindi sta consapevolezza anche alla politica, iniziamo a cambiare queste norme, no? Perché ci vogliono una serie di autorizzazioni, l'autorizzazione per pulire, il discorso tagliare le piante, poi ci vuole l'autorizzazione per togliere i materiali inerti, poi bisogna vedere che questi materiali inerti sono inquinanti, quindi bisogna trovare un luogo dove stoccarli. Allora, facciamo una cosa, io ho detto l'altra volta c'eravamo tutti, c'era il comune, c'era la regione, c'era anche chi rappresentava il governo, ho detto queste cose ci devono dare a noi, da queste situazioni che ormai non possiamo tornare indietro, possiamo capire chi sono le responsabilità, ci possiamo fare tutte le denunce, ci saranno le sedi adeguate per vedere chi ha avuto responsabilità. Ma queste cose da oggi sediamoci tutto a un tavolo e iniziamo a cambiare, a semplificare queste norme, perché è impossibile che ci vogliono tante norme e ci vogliono l'autorizzazione della forestazione, ci vuole lavori pubblici, ci vuole l'autorità di bacino, tutta una serie di cose che a fare solo queste autorizzazioni, cioè, come quella mattina, perché ormai siamo arrivati a un'Italia folle. Mamma mia, folle, abbiamo tante cose. Alle 8 al mattino ancora non era stato. Poi ci troviamo, no? Poi ci troviamo. Io non me ne voglio. Poi giustamente ci sono gli ambientalisti, c'è tutta una serie di cose rispetto all'ambiente, del luogo, tutta una serie di norme. Poi questo porta a maltempo. Allora diciamo una cosa, ognuno nel nostro grado incominciamo ad avere un senso di responsabilità, perché di queste situazioni purtroppo, come sta cambiando il tempo, no? Io mi sto occupando di piano di sviluppo rurale, no? Quando scriviamo il piano di sviluppo rurale, una prima cosa che ti dicono il cambiamento climatico, da prendere in considerazione e cominciare a normare in questo senso. Allora forse l'Italia è la nazione dove lacci e lacciuoli, autorizzazioni. Allora iniziamo a semplificare queste cose. Allora facciamo un piano straordinario. Io lo sto dicendo più volte, l'abbiamo detto pure quando hanno fatto una grande iniziativa alla CIA per quanto riguarda che l'acqua non è un problema solo per l'irrigazione, ma anche un problema, e poi sono successi i fatti. Allora noi abbiamo fatto una grande politica delle bonifiche dopo il dopoguerra, dove abbiamo investito su un piano molti soldi e da lì siamo fermati, non c'è stato più investimento, da lì i fossi vanno puliti, dal dopoguerra che è stato fatto una grande bonifica, una grande pulizia, gli argini ai fiumi, e da lì perché poi il tempo magari è cambiato, allora su questo ci dobbiamo focalizzare. Io non voglio, ha ragione, io quando dico queste cose mi pure vergogno da politico, perché dico ma tu sei un politico e devi cambiare le cose, eppure dici queste cose. Questo dobbiamo fare, però per fare questo ci vuole una sinergia di tutti. Mettiamo da parte le casacche che noi abbiamo, ognuno nel suo, e cominciamo a semplificare, facciamo un piano straordinario, perché poi per fare un piano di straordinario, no, bisogna trovare anche i fondi. Io dico, in Italia dobbiamo scegliere delle priorità. Io penso che ormai il problema
dei cambiamenti climatici, il problema dei fiumi, perché dove si va ormai? I ponti, come diceva bene il Presidente prima della CIA, i ponti, se noi arriviamo a valle, il problema è tutti se noi passiamo sotto i ponti, lì il materiale è arrivato a valle e quindi ormai abbiamo gli imbuti. Si fermano gli imbuti, perché abbiamo sempre il problema? Ci sono degli imbuti, allora dobbiamo cominciare a pulire. Se iniziamo a fare questo e cambiare, perché per cambiare, guarda, per dare un'autorizzazione, andare a pulire un fiume, poi prima erano le province, poi dalle province sono venuti alla regione, cioè, c'è un balletto di responsabilità che ormai penso che i cittadini calabresi, italiani sono stufi. Ci vuole una grande... Sì, per primo, perché poi bisogna mettersi d'accordo. Anche affidare... Hai visto che è successo? Paradossalmente. Hai visto che è successo? Giustamente c'era un commissario lì. Un commissario cosa dice? Io non so se è la mia responsabilità o no, o è la regione e c'era un rimbalzo. E intanto i cittadini lì, e già i cittadini... Siamo stati lì. Cioè, dobbiamo ringraziare la solidarietà che c'è stata in quelle famiglie che si sono aiutate, si sono chiamate uno con l'altro, si sono aiutate. Ma quando un agricoltore, un allevatore ti dice noi ci siamo buttati, la prima cosa, l'acqua di qui che arrivava fino alla gola, per cercare di salvare gli animali, quindi aprire i cancelli delle stalle e farlo uscire fuori, e quindi poi si sono buttate al buio, senza luce, senza acqua, e poi sentire, magari mi hanno fatto sentire dei filmati che avevano fatto, perché poi magari qualcuno non si trovava, quindi le urla, dice non è che questo ci è rimasto sotto l'acqua. Noi abbiamo sentito, per un paio d'ore abbiamo sentito le bestie che magari giustamente si lamentavano, gridavano, poi hanno sentito un silenzio tombale, ma un silenzio perché l'acqua poi l'aveva affogato. Queste cose non devono succedere. È una cosa questa. Tornando un attimo al ragionamento delle risorse, no, io paradossalmente la penso un po' diverso su quanto riguarda. Paradossalmente potrebbe essere anche un'utilità o almeno a pareggio per l'amministrazione pubblica pulire se non ci fossero alcune cose. Domenica è venuto il Presidente, domenica è stato il Presidente Oliverio a farsi sia a trovare le famiglie delle aziende più colpite, ma poi ha coordinato un attimo, fino alla sera tardi, siamo stati fino alle 7, 7:30, ha coordinato un po' il lavoro che da lunedì mattina si doveva iniziare. Oggi è giovedì, stamattina io alle 7 ero nel Crati con Calabria Verde, il Consorzio di Bonifica che poi sta coordinando un po', perché tutti gli altri enti che ci facciamo coordinare poi al Consorzio di Bonifica, la provincia che ha mandato un mezzo e quindi lì stamattina c'erano 3 mezzi. Noi dovevamo iniziare lunedì rispetto al programma che avevamo fatto con il Presidente, ma vabbè, lunedì era troppo presto perché la domenica sera sono partite per la richiesta anche delle autorizzazioni, ma martedì il Comune, prima di avere l'autorizzazione dal dirigente Pallaria, non ha fatto iniziare i lavori. I lavori sono iniziati stamattina, a distanza di 4 giorni, fortuna che il tempo è andato bene, perché quell'argine, se non si rimuove, quando uno dei tuoi giornalisti mi chiamava su WhatsApp e mi diceva ma qual è l'ostacolo quando siamo andati a fare il sopralluogo, l'ostacolo sono i tanti isolotto, ma in quel caso in particolare i sedimenti che nell'arco degli anni si sono accumulati, che sono terreno, sia terreno da riporto per le aree che possono utilizzarlo, ma anche materiale inerti, e quando si fanno le strade, abbiamo avuto la 107, invece le inerti di farli arrivare da tanti, possiamo svuotare i fiumi e quindi possono diventare una risorsa se le amministrazioni pubbliche, come in questo caso stamattina, collaborano e con le autorizzazioni, con lo snellimento delle autorizzazioni si rafforzano gli argini, si toglie l'inerzia, sono i fiumi, ma questo vale per tutto il territorio. È fatto bene, mi ha fatto piacere che l'hai citato. Io purtroppo il 29 il Presidente era a Roma all'assemblea, noi abbiamo fatto un'assemblea perché diciamo che il vero piano industriale di questo paese, il paese dentro l'Italia, è mettere mano al territorio, non è solo adesso la Calabria, che ha avuto i veri investimenti sono mettere mano al territorio. Ha ragione a questo punto, ma anche con una legislazione che ci permette, noi facciamo andare via molti fondi, perché ci sono anche agricoltori che sono capaci. Ci sono anche agricoltori capaci, non dico di andare a pulire il fiume, ma un scolo di acqua
o un canale il suo possono pezzo di farli canale. il suo pezzo di canale, magari incentivandoli con dei sgravi fiscali o meno. È chiaro, è chiaro. Filippo, si risparmia abbiamo la anche- pubblicità, ti voglio dire solo una cosa, dammi una risposta. Cioè il problema in questo cavolo di paese è sempre stabilire chi fa che cosa. Chi fa che cosa? C'è un problema di responsabilità e delle responsabilità, dello scarico delle responsabilità. Questo è il grande problema dell'Italia. Mando la pubblicità, ci vediamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora riprendiamo. Mauro D'Acri poco fa in una come dire, delucidazione degli avvenimenti è stato detto il Presidente della Regione è stato domenica sera, quindi 4 giorni fa, fino alle 7:30 di sera a coordinare il lavoro. Dopodiché i lavori sono ripigliati invece stamattina, giovedì. Ma mi fai capire com'è possibile che un Presidente di Regione stia lì tutto il giorno ad operare e a coordinare, dopodiché c'è la struttura burocratica di chi e di che cosa blocca l'operatività dei lavori? Lei ha fatto bene a farmi questa domanda, io ero col Presidente domenica mattina, come è arrivato il Presidente... E c'è stato tutto il giorno? Tutto il giorno, si è reso subito conto, la prima operazione che ha fatto riaprire lo stato di emergenza, quindi perché lui è il commissario della protezione civile, si è reso conto personalmente che lì c'era una situazione drammatica, quindi prima operazione ripresa perché... Lì lavorava la protezione civile, ma lavorava con i volontari. Abbiamo cercato il sabato di far arrivare altre squadre, però era cosa diversa. Quindi si è reso conto, protezione civile. Immediatamente si è contattato Calabria Verde perché lì c'era anche, nell'immediato c'era altre esigenze, per esempio nelle stalle c'era il fieno che era venuto a contatto con l'acqua e c'era il rischio che questo si poteva infiammare, andare in autocombustione, quindi pulire e portare fuori questo fieno. Siamo andati a fare, oltre sulle case, il sopralluogo, siamo andati a visionare anche il Largine, dove è uscito il fiume, più avanti c'era un altro problema che se veniva un'altra piena poteva uscire un po' più avanti il fiume. Allora cosa ha detto? Oltre a questo abbiamo coordinato con i consorzi di bonifica perché hanno pure dei mezzi a disposizione che hanno messo e poi servivano dei mezzi grossi, pesanti. Allora abbiamo coinvolto anche il Presidente della provincia per mandare questi mezzi e ha detto... È stato lì con la protezione civile, consorzi di bonifica, ha chiamato anche l'ingegnere della provincia per cercare di coordinare, essere operativi il lunedì, fare arrivare questi mezzi e iniziare a lavorare. Questa è stata la giornata, l'ho sintetizzata perché per problemi di tempi siamo arrivati lì. Poi interviene la burocrazia. Poi giustamente, io non lo so, perché giustamente? Io dico giustamente, queste che ho detto... Mi è scappato. Ognuno che doveva prendersi le responsabilità giustamente diceva scusami, ci serve questo, ci serve questo. Quando inizio trasmissione ho detto dobbiamo cambiare questa normativa, questa legislazione, dobbiamo velocitare perché in questi momenti non si può aspettare l'autorizzazione di Tizio, di Caio, in questi momenti si deve nominare un commissario che deve assumere tutte le responsabilità e andare avanti, se no è successo che c'è stata una giornata a organizzare gli interventi e poi gli interventi che dovevano partire, non dico lunedì, ma almeno martedì mattina sono partiti dopo 4 giorni e questo è inaccettabile perché si è cercato subito a dare una risposta, la volontà di fare cose e poi sulle varie autorizzazioni, a destra, autorizzazione quella, autorizzazione, ci vogliono migliaia e migliaia di autorizzazioni. Se non mettiamo mano su questo, l'Italia e la Calabria non la possiamo cambiare. Presidente, invece per restare al fatto, che tempi ci sono di riaggiustamento dell'argine quantomeno? Guarda, questo purtroppo non so dirti con precisione, però i tempi sicuramente sono lunghi perché il materiale da togliere è tanto e il lavoro ce n'è veramente, quindi, però l'importante è iniziare subito ed essere costanti, come dicevo prima. Non è che facciamo l'intervento adesso e poi lo abbandoniamo per altri 10-15 anni. No, ogni anno ci va sempre fatto un piano di manutenzione. Su questo aggiungo un impegno del Presidente Oliverio che si è impegnato
su tutto riguarda l'asse fluviale del Crati, perché lì è stata la casa finale, di fare una perlustrazione, quindi un volo, e vedere dove sono i punti critici e cercare di intervenire immediatamente per evitare altre cose. Questo l'ha preso pubblicamente l'impegno il Presidente Oliverio di vedere, perché ci saranno più punti che faranno, cui ci sono criticità, quindi evitiamo. No, mi ha preceduto Mauro su questo, ma questo è l'impegno che come organizzazione a livello nazionale abbiamo già detto quello che cercheremo di fare, ma in quell'area come CIA lo abbiamo assunto come impegno, il Presidente ha scritto subito al Prefetto per istituire un tavolo, la stessa cosa abbiamo fatto a livello regionale, abbiamo chiesto al Presidente di istituire un tavolo e di trovare queste criticità e di mettere insieme una conferenza di servizi, chiamiamola come, dove ognuno degli enti che ha responsabilità assume delle responsabilità e questa volta non ci fermiamo, non possiamo aspettare altri 10 anni, 5 anni, perché sono a cadenza che rompa poi in un punto più debole, eccetera. Fare una programmazione, perché, caro Filippo, rispetto ai lavori di urgenza, io sono uno di quelli che la pensa che le migliori cose negative si fanno nelle emergenze, costa di più, ognuno, non dando il politico che può essere, ma chi gestisce la cosa pubblica in quel momento non ha di fare gare e quindi ribassi eccetera, chiama la prima ditta che gli viene, che gli è più simpatica, che ha mezzi e dotazioni, che già lavora con quell'ente eccetera, ma costerà sicuramente molto di più. Alluvione 2015 Rossano-Corigliano, oggi città unica, scene anche diciamo drammatiche. Dal 2015 ci sono ancora torrenti dove non è stata messa mano e in quel momento la Calabria aveva risorse importantissime sul dissesto idrogeologico, mi sembra, non vorrei sbagliare, ma si parlava di 235 milioni di euro che non erano spesi almeno 5-6 anni. Allora c'è stata una programmazione, io so che all'epoca il Presidente era, vi eravate insediati da 5-6 mesi, 7 mesi, c'era una programmazione. Adesso noi vogliamo come organizzazione anche sapere che fine ha fatto con la programmazione, perché parliamo del Crati che è il primo fiume in Calabria, però ce ne sono tantissime altre criticità sul territorio della Balidido, ma come in altre parti della provincia della Calabria. C'è una programmazione, Mauro, su questo terreno di cui parlava Franco Mazzini? Sì, io vorrei fare una considerazione quando lui diceva l'altro evento che abbiamo avuto agosto 2015, lì pure sulla zona di Schiavonelli, è stato un paradosso. Noi abbiamo subito attivato una misura del PSR. L'alluvione di Rossano. Abbiamo attivato una misura del PSR, abbiamo dato 2 miliardi, 2 milioni di euro, subito a disposizione dei soldi. Lì ancora oggi, per quanto riguarda tutta quella burocrazia, c'è il problema ancora di alcuni interventi, perché c'era il problema, come dicevo poc'anzi, il materiale che viene preso lì è inquinando, dove ci vogliono dei siti apposta per stoccare questo materiale. Allora io faccio mio quello che ha detto prima Mazzei per quanto riguarda che necessita un tavolo permanente su queste problematiche, e per quello che rispondo io in Calabria, che in questa fase rispondo sull'agricoltura, io già in settimana, tra massimo mercoledì, riconvocherò tutte le organizzazioni, perché giustamente sull'agricoltura iniziamo su quello perché qualcuno deve iniziare, no? Per quello che mi compete sull'agricoltura, perché io non voglio che tanti agricoltori si trovino in questa situazione, apriamo un tavolo con loro, incominciamo a programmare, perché qualcuno deve iniziare a fare queste cose. Io non mi voglio dire che sono bravo, no, però per quelle mie responsabilità io non posso sottacere in questa situazione. Loro me l'hanno chiesto, le organizzazioni, e io massimo mercoledì faremo un altro tavolo operativo e iniziamo a programmare queste cose. Franco, invece sull'agrumicoltura, che non ne abbiamo parlato, abbiamo parlato della zootecnia, il danno, l'avete accennato, non si può quantificare, è stato detto, però parliamo della zona a più alta vocazione. È una zona importante per agrumeti, tutta la zona agrumicola molto densa di agrumeti. E come dicevamo prima anche nella pausa, quest'anno è un'annata particolare. Perché era particolare? Allora, noi abbiamo una... Vanno ancora al macero?
Ti dico, vanno, cioè fammi capire se vanno al macio, perché mi piange il cuore. Un buon 30% in più di produzione rispetto all'anno Mi piange scorso. il cuore quando vanno al macio. E questo già ha fatto iniziare una campagna che ha avuto, anche per i cambiamenti climatici di cui parlavamo prima, degli sbalzi di temperatura, no? Degli sbalzi termici importanti, molto caldo il giorno, freddo di notte. Questo ha, per le varietà più precoci, ha creato marciume, cioè il prodotto appena staccato dall'albero, dopo pochissimi giorni, lavorato, quindi costi di lavorazione, costi di raccolta, costi di trasporto che incidono su un chilo di prodotto solo sulle 40 centesimi, sui 40 centesimi. Quindi questo, arrivato sul mercato, ha creato grossi problemi. La stessa Spagna, che ha una produzione quest'anno pure del 30-40% in più, e la Spagna ha 20 milioni di quintali di clementino, stiamo parlando, è la prima produttrice in Europa, quindi noi siamo andati in crisi rispetto, le produzioni primizie sono andate in crisi. Adesso per quel territorio, dicevo, è un problema di più, ma è una fetta del prodotto. Però anche su quanto riguarda la crisi dell'agrumicoltura, la sibaritide, ogni tanto quando succedono poi questi eventi che stanno diventando non più periodici, ma proprio diciamo strutturali, queste problematiche, non si affrontano perché anche le 20 OP che noi abbiamo in Calabria, circa 19-20 OP, sono tutte di piccola dimensione, non c'è un'aggregazione per fare anche delle politiche di promozione, di aggregazione del prodotto e quindi di avere un peso sui mercati. Sento alcuni grossi operatori, ma anche con responsabilità sindacali, parlare oggi di AEOP, che sarebbe un OP di livello superiore che unisce più OP. Le dimensioni delle nostre OP sono, tranne un paio, sono dimensioni molto limitate rispetto alle OP spagnole, o piuttosto perché le prime AEOP li troviamo da Roma in su, gente che fattura 50, 60, ci sono OP nel Veneto che fatturano 200 milioni di euro. Allora alcune tipologie di politico, di strategie commerciali... Là invece parliamo nella zona, per esempio di Turo, parliamo di OP di 4, 5, 6, 10 milioni di euro, le più grandi può arrivare a 30 milioni di euro, ma di questo stiamo parlando. Ma ce n'è una su 20 che ha 30 milioni di euro, le altre sono di medie dimensioni. Allora ogni tanto ciclicamente si sente parlare di AOP. Io ho avuto ruoli anche nel distretto agroalimentare insieme a Schiavelli che era il presidente, ma prima del papà della Fulvia, di Renzi che era il presidente, io ho fatto parte dall'inizio nell'idea del distretto agroalimentare che doveva superare questa tipologia di politica. E l'ha superata invece? No, assolutamente, a distanza di 15 anni noi eravamo molto avanti rispetto ad altri territori del mezzogiorno d'Italia sull'idea di distretto, ma l'idea di distretto serviva a questo, cercare di fare non le politiche materiali del singolo agricoltore, ma fare dei ragionamenti di territorio. E perché non ti ci è arrivato secondo te? Perché alcuna politica non ha voluto che il distretto collasse. Ma guarda, se noi anzi... Tu l'hai vissuto da presidente regionale della CIA. Io suppongo che noi pure abbiamo cercato sempre di spingere l'aggregazione, no? Abbiamo messo dei fondi importanti anche nel PSR per permettere l'aggregazione. Abbiamo anche l'ultima misura che abbiamo fatto, quella la 3, riferita ai consorzi, alla valorizzazione, per cercare di aggregare, no? Di poter cercare di aggregare. Io non voglio dare responsabilità se sono di uno o dell'altro della politica, un po' la responsabilità, come dico io, ce l'abbiamo un po' tutti quanti, no? No, il distretto agroalimentare di cui stiamo parlando, certo. Perché non è decollato? Che c'entra la politica, c'entrano l'operatore, c'entra. È tutta una serie, io dico, è tutta una serie di fattori. Io dico, forse allora non eravamo maturi per fare quello. Oggi io penso che, date le crisi di mercato, dato il prodotto, oggi forse c'è la consapevolezza, è cambiata anche la mentalità dell'imprenditore agricolo. Oggi forse stare insieme è diventato più semplice, hanno capito che bisogna stare insieme per aggredire i mercati. Se avete detto bene, noi nella pianura di Sibari abbiamo 17, Franco. Sono 9 OP solo a Sibari, 20 in tutta la Calabria. Avremo solo là, per quanto riguarda, e abbiamo visto, no, se si va in queste OP, in questo momento storico che stanno lavorando, vedi che c'è, che è importante l'aggregazione, la vendita, chi vuole stare sul mercato.
E noi stiamo cercando come regione proprio di cercare di favorire. Cioè, se noi, io sono sempre uno che non vuole mai parlare del passato, perché se parliamo del passato diamo responsabilità, non voglio dare. Oggi io ho la responsabilità di guidare questa cosa. Allora insieme a loro sediamoci, no? Stiamo facendo tante cose insieme, stiamo cercando di fare per cercare di aggregare, cambiare, fare delle normative. Siamo arrivati anche a fare, per quanto riguarda sul PSR, gli acquisti collettivi, diamo un 10% in più, proprio per farli mettere insieme e fare questa aggregazione. Vi diamo un 10% in più. Questo è il ruolo della politica. Io non voglio scaricare all'altra parte, ma dico ognuno deve fare la sua parte. Ma manca questa idea dello stare insieme, guarda, questa cultura di collaborare. Direttore, guarda che c'è questa voglia di stare insieme. Alimentare in quella zona là Era aveva ed ha, certo, secondo me, ha un senso. Aveva e ha un senso, e si può lavorare per dare un senso, perché i distretti è importante. Forse in altre parti della regione non lo so, non mi alzare da dire, No, là sicuramente l'aveva. Là c'è un senso, ci sono anche... Ci hanno provato altre Ci aree, hanno provato come altre Lamettino, aree, pure Reggino, Lamettino, però poi Reggino. non sono andati avanti. Se- Ma lì era avanti, perché c'erano le aziende che ci avevano messo il capitale. Cioè noi avevamo fatto una società consortile per azioni con un versamento di... erano 700.000 euro di capitale sociale, versato un 400-450.000 euro. E il fatturato globale delle 90 aziende che avevano aderito era di 700 milioni di euro. Quindi l'aggregazione l'avevamo creata. Quando dico la politica non ci ha creduto, non ci ha creduto perché nell'idea nostra di distretto era che un pezzo di responsabilità della politica la doveva passare le decisioni o la gestione di quel pezzo al distretto. E lì forse la nostra politica in quegli anni, sto parlando di 15 anni fa, quindi non è una questione di colore politico, è una questione è chiaro che parliamo che tocca tutto l'arco oltre 10 costituzionale, parliamo di 15 anni fa, forse non era pronta, perché la politica deve programmare, legiferare e controllare, non gestire. Quindi il distretto era quell'organo per poter gestire. Hai un'altra domanda? Sì, un'altra domanda. Lavoriamo su dati che arrivano del PSR da Bruxelles. Mezz'ora fa avevamo un'operatrice agricola. Da Bruxelles dicono va tutto bene. Lei, questa grande imprenditrice agricola, in predicato speriamo di diventare senatrice, confermava che c'è una ripresa dell'agricoltura. Tu che sei il principale responsabile politico dell'agricoltura, me lo dici qual è lo stato dell'arte vero? Non è che va tutto bene, abbiamo risolto col piano di sviluppo rurale, i fondi comunitari, i problemi dell'agricoltura. Noi cosa abbiamo fatto in questi 4 anni? Lo dobbiamo dire. Io appena sono subentrato 4 anni fa, gli articoli di giornale, in questa televisione, i fondi comunitari vanno indietro. Sua, quindi. No, ma era la verità. Registravo quello che si leggeva sui giornali nazionali. Che cosa ho fatto io? I fondi vanno indietro, ed era giusto che devi dire. Oggi cosa abbiamo fatto? Abbiamo invertito questa tendenza, no? Abbiamo fatto commissione lunedì a Bruxelles, testuale parole, che io ho già fatto una dichiarazione, ha detto il capo unità che ci segue della DG Agricoltura, ha detto la regione Calabria nella spesa è diventata una delle regioni più virtuose d'Italia, siamo la seconda, ha detto cosa strana a quelle latitudini e si avvicina agli stand europei. Cioè, noi abbiamo impostato la spesa, abbiamo cercato di spendere i fondi comunitari, avevamo 53 bandi da fare, ne abbiamo fatto 50, siamo stati paradossalmente per l'Europa e per le altre regioni veloci, ma se parlo di imprenditori e di agricoltura ancora non siamo nella normalità, ci stiamo avvicinando alla normalità, stiamo cercando di mettere un sistema sulla normalità e le aziende essere più veloci, perché io sarei fuori del mondo se noi non abbiamo ancora fatto dei ritardi nei pagamenti, siamo stati in ritardo pure nei bandi, per una serie di motivi che ho sempre detto qua, sistema informatico, tante altre cose, ma in questo marasma essere diventate, io mi preoccupo, direttore, mi preoccupo se in questo marasma la Calabria nella spesa è diventata una delle regioni più virtuose, allora io dico come sono combinate le altre regioni, più l'Emilia Romagna, la Toscana, quella che era più avanti di noi, quando se io poi parlo con gli imprenditori, sì c'è questo segnale di positivi, i soldi l'abbiamo spesi. Noi di quel miliardo che dicevo all'inizio ne abbiamo già speso nelle tasche dell'agricoltura calabrese 370 milioni di euro, siamo al 37% della spesa. Il 2019 sarà l'anno clou, dove ci sarà l'impennata nella spesa. Cioè, e se questo che noi abbiamo fatto sembriamo che siamo alla prima della classe, allora io mi preoccupo.
che il sistema ancora c'è tanto da migliorare. Cioè, nonostante questo c'è da fare altre cose. C'è tanto da fare altro, se no sarei un folle dire, no? Abbiamo iniziato. Cioè il PSR non risolve tutti i problemi. Non risolve tutti Perfetto, i problemi, questo perché è se il punto. PSR risolveva tutti i problemi dell'agricoltura c'è tutta una serie di cose da fare e da costruire insieme. Che stiamo lavorando, io ringrazio le organizzazioni professionali Che sono sempre presenti, che sono sempre presenti. professionali, Col certo. Presidente Oliveri abbiamo instaurato con loro un rapporto, un confronto quotidiano, ognuno poi svolge il suo ruolo, no? Giustamente. Abbiamo cercato di dare, almeno avere questa credibilità in Europa. Io ricordo la prima volta che sono stato in Europa con la Commissione Europea, non avevamo zero credibilità. Essere accolti in quel momento, con quell'espressione, è stato un grande senso veramente di bello, non mi viene la parola adesso, essere accolti in quel modo. Positivo, diciamo. Positivo, il senso positivo, che c'è stato un cambiamento. Positivo. Pure l'invenditrice che ci ha preceduto ha detto sì, ancora ci stanno i problemi, abbiamo il problema perché ancora del reddito, perché ancora il reddito agli agricoltori, il nostro prodotto non viene venduto per quanto deve essere venduto, quindi ancora è sottopagato, quindi c'è bisogno di intervenire. Noi ci giochiamo un'altra partita importante in questo 2019, io lo sto dicendo più volte, noi andiamo a costruire il nuovo piano di sviluppo rurale della Calabria, dell'Italia e dell'Europa e qui uno dei pilastri fondamentali è proprio il reddito degli agricoltori, come far sì che gli agricoltori facciano reddito, facciano i suoi bilanci, siano in attivo. Bene. E questo è il punto principale. Bene, abbiamo sciorinato un po' di argomenti, io spero che subito quella gente che è stata, come dire, vittima di questa... Volevi La dire? fai lanciare una provocazione Come no? al mio fraterno amico Mauro. Avanti, Uno parlate. degli artefici della cura del territorio, che ha un'importanza vitale non solo per dare acqua, ma anche per dare il territorio, è i consorzi di bonifica. La nostra organizzazione è da molti anni che chiede una revisione della legge che è stata pensata 20 anni fa, scritta 15, e ormai ha fatto i suoi tempi. Questa legge va democratizzata, va rivista. Preciso, quella sui consorzi di bonifica. La scrisse anche tuo amico Italo, Sì. Garrafa, insieme ad altri 15 anni fa, iniziate a pensarla 20 anni fa. Oggi va rivista. Allora, andiamo alla domanda. La stiamo chiedendo La domanda è al significativa. Presidente È Oliverio significativa. per renderli democratici, più democratici possibili. Cioè, non lo sono. Noi come CIA diciamo che forse potrebbero diventare molto più democratici e gestite da tutte Le organizzazioni. non le organizzazioni, sono gli agricoltori. Vabbè, Gli agricoltori iscritti a tutte le organizzazioni e non gestiti nella quasi totalità da una sola sigla sindacale. Allora, questo benedetto tavolo, che è anche parte del ragionamento sulla pulitura dei fiumi, dei canali, eccetera, eccetera, lo vogliamo fare per discutere la legge? Non lo so. Questo era il problema. So che è una provocazione alla fine, ma so anche la tua posizione. No, non è Ma una provocazione. su questo dovremmo lavorare per istituire finalmente il tavolo. Non è una provocazione perché io all'inizio ho detto una cosa, dopo la riforma sulle bonifiche del dopoguerra non si è fatto più niente, oggi si deve intervenire. Quando io dicevo che si doveva intervenire e inizio quello che mi compete in settimana a fare un primo tavolo insieme alle organizzazioni e rivedere questo, perché ormai sono cambiate le esigenze. Prima c'era l'esigenza di fluire l'acqua, di dare l'acqua all'agricoltura. Oggi c'è il problema di defluire l'acqua quando arrivano queste bombe d'acqua. E quindi su questo io mi trovate aperta, per quello che mi compete. Dobbiamo chiudere. La disponibilità c'era. Volevi dire qualcosa? Sì, io giusto 2 secondi. 2 secondi. Io in merito a questa situazione che abbiamo nella Sibaritide, che ci sono tutte queste aziende diciamo danneggiate, che non hanno un futuro reddito, non hanno nulla, hanno perso nulla. Io chiedo alla politica, diamogli una mano, magari facciamoci un'anticipazione della PAC e facciamogli sospendere se hanno mutui o quant'altro, in modo che riusciamo a dargli una mano seria, immediata e che si possano riprendere. Allora, per quello che mi compete, io ho già detto quando sono venuto sabato, ho chiesto a voi organizzazione, portate tutti i codici fiscali delle aziende coinvolte, perché ho chiamato il commissario di Arcea e ho detto di dare la priorità nel pagamento dei sussidi che gli spettano. Questo è quello che mi compete. Sulle altre cose,
Sulle altre cose io sono al vostro fianco per cercare di portarle a casa. Bene, grazie. Noi ci vediamo domani, buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.